politica. Oggi è il 3 di dicembre ed è la giornata internazionale delle persone con disabilità. Apriamo questa pagina dedicata a loro, a queste persone. Lo facciamo con Federica Sandi, psicologa e psicoterapeuta, che saluto e che ringrazio per l'attesa. Federica, buongiorno. Buongiorno. Allora Federica, voi anche come ordine degli psicologi e delle psicologhe del Veneto avete fatto uno studio e avete capito quanto importante sia il linguaggio nel mondo della disabilità, cioè come spesso la disabilità venga maltrattata dal linguaggio. Ci spiega brevemente che cosa vuol dire? Sì, spesso si utilizzano parole poco adatte a descrivere la situazione, a descrivere il mondo della disabilità, che veicola anche significati poco adeguati e poco rispettosi delle persone. Per cui abbiamo voluto come ordine, proprio in questa giornata che vuole ricordare all'opinione pubblica, a tutta la cittadinanza, questa tematica e sensibilizzare il fatto che utilizzare le giuste parole permette di veicolare più rispetto per le persone e creare la cultura rispetto a questa realtà che è quella della disabilità. Ci fa un esempio di parole sbagliate? Parlare di handicappato, portatore di handicap, diversamente abile, che in passato venivano molto utilizzate, ma espressioni che anche le associazioni di categoria e dei familiari hanno osteggiato perché non rendono l'idea, perché portatore di handicap sembra che la persona porti in giro qualcosa, diversamente abile punta a un'abilità che deve essere uguale per tutti, a un abilismo, come se tutti dovremmo conformarci ad essere uguali. E invece parlare di persona con disabilità mette in primo piano la persona nella sua complessità e ci fa ragionare sul fatto che è una condizione che può toccarci in qualche momento della vita, perché può capitare a tutti, magari diventando anziani, di avere delle difficoltà in più. E quindi di trovarci a vivere la disabilità quando incontriamo una qualche barriera nella nostra società, nel nostro ambiente. È lì che nasce la disabilità. Quindi come psicologi avete deciso di farvi carico, no, anche di questo, immaginando di avere un ruolo anche? Sicuramente facendo cultura all'interno delle organizzazioni, delle istituzioni, facendo formazione dove è possibile, dove veniamo chiamati per far capire come le parole possono veicolare un significato differente e far sì che gli operatori che operano in questo contesto utilizzano il linguaggio giusto per dare rispetto alle persone e alle famiglie che si trovano in questa condizione. Federica, ci attenda davvero ancora pochi secondi, dobbiamo mandare in pubblicità e far vedere le previsioni del tempo, quindi a tra pochissimo. Grazie. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dal nostro territorio, ecco che nella giornata di venerdì 3 dicembre il tempo sarà in miglioramento. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà più asciutto e stabile, cielo in prevalenza sereno salvo per occasionali e residui annuvolamenti a inizio giornata, soprattutto sulla pianura più orientale. Probabile nuovo aumento della nuvolosità dal pomeriggio in montagna, ma sempre senza conseguenze. Vediamo anche le temperature, le minime saranno intorno allo 0, le massime invece sui 5-10 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato ovunque, senza precipitazioni, solo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra -2 e 1 grado, massime sugli 8-10 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige dove avremo poche novità, sarà una splendida giornata come vediamo caratterizzata dal sole e da un cielo limpido o al massimo velato. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 5-6 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.
Ben ritrovati, siamo in collegamento con Federica Sandi per la giornata internazionale della disabilità, psicologa, psicoterapeuta, segretario e consigliera dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Federica, voglio citare una frase che voi come ordine avete detto: la disabilità non è qualcosa di intrinseco alla persona, si crea quando il soggetto entra in un mondo di barriere. Qui parliamo della difficoltà di vivere la disabilità. Purtroppo è ordinaria amministrazione per molte persone con disabilità, se pensiamo soltanto alla disabilità motoria. A volte entrare in un edificio, anche pubblico, purtroppo alcune volte può diventare un problema perché non c'è la rampa per poter deambulare comodamente o non c'è la carrozzina, quindi o per passare con la carrozzina. Quindi la disabilità nasce quando incontriamo la barriera, che non è soltanto però quella fisica, non è soltanto quella architettonica, che è importante e fondamentale, ma anche quando non ci sono gli strumenti per comunicare adeguati, quando non ci sono le persone che sono competenti nell'aiutare la persona a capire la persona. Cioè la persona con disabilità ha volontà di farsi capire e di essere attiva nel proprio mondo, ma dall'altra parte spesso non ci sono persone che sono disponibili a comprendere la sua complessità. Quindi la disabilità nasce quando c'è un incontro, non è una caratteristica intrinseca della persona. Come si può stare accanto ad una famiglia che conosce da vicino la disabilità? Voi fate l'esempio dei bambini autistici, no? La difficoltà anche a volte di comunicare, ma la difficoltà anche di gestire la disabilità in famiglia. Le famiglie avrebbero bisogno di una rete molto forte di supporto delle istituzioni, ma anche familiare, per gestire tutte le particolarità e le esigenze della persona. Non è facile, ma ci sono molte soluzioni e spesso chi non conosce la disabilità ha paura a farsi avanti, ha paura a proporsi, ha paura a proporsi da supporto. In questo caso parlo di un supporto non professionale, certo, perché teme di essere fuori luogo, di non sapere, di fare del male, mentre a volte la famiglia ha bisogno anche di sentirsi vista e di sentirsi considerata, e le istituzioni poi hanno un compito di mettere insieme tutti gli aspetti della persona, dall'istruzione alla sanità, al sociale, alla socializzazione. Quindi ripeto, la disabilità è una complessità e come tale deve essere affrontata anche nei mezzi di comunicazione. Certo. Siamo abituati a una visione della disabilità molto medica a volte, che vede soltanto questo aspetto, oppure di una visione disabile come poveretto, e quindi di avere pena di questa persona, ma in realtà la persona con disabilità può essere molto contenta, soddisfatta della propria vita, avere soltanto delle problematiche in portare avanti alcuni compiti quotidiani, ma non essere scontento o disperato o bisognoso. E ultimamente c'è invece una visione un po' diversa, come dire, si è creato un nuovo stereotipo, o si sta creando un nuovo stereotipo, che è quello della persona con disabilità con delle competenze speciali, e il supereroe un po'. Grazie anche alla tecnologia, se pensiamo ad Alex Zanardi o Bebe Vio, sono uscite in cose che anni fa erano impensabili. Quanto importante è continuare a mostrare, no? E a permettere a loro di dare l'esempio? Quanto importante è l'esempio in questo caso, no? Come oltre al linguaggio? Allora, portare l'esempio è fondamentale, perché le persone possono trovare il coraggio di fronte a una disabilità di andare oltre. L'importante è che non diventi qualcosa che serve invece a chi non ha questa difficoltà, per dirsi se ce l'ha fatta lui che ha questa difficoltà, ce la posso fare anch'io. Sono due cose un po' diverse. Quindi è giusto portare l'esempio per far capire alle persone che si trovano in difficoltà che ci sono tante possibilità per risolvere quello che adesso vivono come difficoltà. Grazie Federica, allora è giusto festeggiare la giornata della disabilità, ma è anche giusto interrogarci, no? Su come possiamo intervenire e lavorare sulla disabilità anche attraverso il nostro linguaggio. Esattamente. Grazie Federica per essere stata in nostra compagnia, psicologa e psicoterapeuta, consigliera dell'Ordine dei Medici. Arrivederci. Grazie, buon lavoro. Noi dobbiamo andare nuovamente in pubblicità, poi parleremo